Cari amici, buonasera e benvenuti alle conferenze del 13. Questa è una serata particolarissima perché è il 13° compleanno dell'Associazione Salus Bellatrix e questa sera sono particolarmente felice di avere qui con noi una persona che stimo molto, il professor Lorenzo Maria Pacini. Grazie a voi per essere qui. Grazie Francesca, grazie a questa bellissima realtà di Salus Bellatrix che sta nutrendo tantissime anime e che ci ha portato a essere qui stasera. E non è un caso, ne sono profondamente convinto. Rapidamente mi presento, mi chiamo Lorenzo, ho 28 anni, sono professore universitario da un paio di anni, un po' in anticipo rispetto alla media. Accidentalmente mi occupo di filosofia politica, un po' più nello specifico mi occupo di amore, che è una parola che nella politica non esiste mai. No? Allora, quando Francesca, quest'estate, in tempi e contesti non sospetti, mi propose di venire, gli dissi, ma io cosa racconto alle persone? Cioè, sì, ho fatto conferenze, piazze, faccio lezioni, corsi, è chiaro, però, insomma, venire da voi è un onore, 13 anni di attività per l'anniversario, oggi poi, insomma, numerologicamente è una data anche abbastanza importante, e quindi mi sono trovato a riflettere su cosa raccontarvi, o meglio, su cosa voi raccontate a me, standomi di fronte e ispirandomi queste parole che assolutamente non ho preparato, quindi non preoccupatevi, perché con grande dispiacere dei miei studenti, dei miei colleghi, non preparo le lezioni. Quindi si va molto a braccio, anche sulle materie più tecniche. Perché? Perché la politica, no? Che Aristotele insegnava essere il prendersi bene, il prendersi cura del bene comune, non parla mai di amore. Pensateci, che cos'è l'amore? Ora qui la domanda, il filosofo, no? Vi fa la domanda difficile. Beh, questi sono i compiti a casa, quindi li lasciate a dopo. Ma possibile che l'amore, la cosa che più di tutti dalla mattina alla sera vogliamo, cerchiamo, desideriamo, dalla notte dei tempi la inseriamo nell'arte, nella musica, nella storia, in tutto quello che ci facciamo, ogni produzione culturale della nostra umanità parla di amore, ma nel prendersi cura del bene comune non c'è mai l'amore. Sì, nella Costituzione americana, forse lo sapete, no? Si parla di felicità, eredità della Rivoluzione francese. Ma di amore? Sembra un po' una contraddizione, no? Dobbiamo realizzare il nostro bene, essere felici, essere persone che diventano chi vogliono essere, chi sono veramente. In tutto questo non c'è amore. E poi ci troviamo di fronte ai governi che non funzionano, le geopolitiche che non vanno, gli scricchiolamenti nel corso della storia, più o meno, prima o dopo. Ogni tanto c'è una rivoluzione, qualche volta muore qualcuno e ci va bene più o meno così. Perché parliamoci chiaro, no? È a noi che va bene così. È a noi che va bene così. È a noi come popolo, come società, ed è a noi talvolta anche come persone, individualmente. Anzi, voglio specificare meglio il termine. A noi come persone, non come individui. Sapete perché? Nell'antica Roma la persona era la maschera che si indossava a teatro. Ed è buffo che nel nostro linguaggio quotidiano noi utilizziamo persona per identificarci. Maschere che si alternano, avrebbe detto Pirandello, all'interno di un gioco continuo di falsificazioni della realtà. L'individuo invece, e ci hanno demonizzato molto questa parola, è l'individuum, il non diviso, colui che è centrato, presente a se stesso, colui che non è sparpagliato fra mille cose, ma sa chi è. E noi invece viviamo in una società di individui, dove siamo tutti distanziati, allontanati, virtualizzati sempre di più, tanto che per incontrarci abbiamo drammaticamente bisogno di uno smartphone e di un social network, guai a salutarsi per strada e dirsi ciao. Allora, risaliamo al principio di questo, perché una delle belle cose che viene realizzata anche qui
è quella di lavorare tanto dentro per realizzare un mondo migliore. Ora, quando anche i miei studenti mi chiedono, professore, ma insomma, belle le teorie politiche, le dottrine, tutte queste grandi costruzioni, ma poi quando io esco da lezione, che faccio? Perché se a me lo studente esce da lezione e sa cosa pensava l'autore tal dei tali, ma non sa amare il prossimo, non me ne frega niente, perché quello non diventerà un bravo politico un giorno. Sarà l'ennesima persona che avrà sì una buona formazione, avrà studiato, ma non sarà cambiato. Il lavoro invece da fare è un lavoro che potremmo definire di anche alchimia del politico. Partiamo quindi dalla prima fase, da quella più in basso, la fase al nero, la nigredo della nostra esistenza. Io vi invito questa sera a tirare fuori da voi tutto quello che in un modo o nell'altro verrà fuori di nero. Qualche domanda per stimolarvi un po' laddove può dare fastidio. Le pagate le tasse? Io sono contro le tasse, non ditelo al governo, scusate. Avete proprietà privata? Seguite il codice della strada? Le fate attraversare le persone sulle strisce? È importante, Vi date da fare per cambiare questa nazione dal putridume in cui è e farla diventare qualcosa di meglio? Possono sembrare domande anche apparentemente un po' scollegate, ma in realtà sono tutte al nucleo della stessa essenza. Siamo consapevoli o no di che cosa vuol dire il nostro essere politico? Attenzione, non essere cittadini, Partiamo da molto prima, dal nostro essere parte di una comunità. Allora, noi sappiamo che la famiglia è la cellula fondamentale della società, no? Ce l'hanno insegnato anche a scuola. Ma quando più famiglie si mettono insieme, si dà vita a una comunità. La comunità si dà delle regole, si dà dei linguaggi, dei simboli, cioè un qualcosa che significa un altro qualcosa che ci serve per interpretare la realtà in cui viviamo e trasformarla. E noi abbiamo fatto invece della politica un qualcosa che sempre di più diventava sistemi e strutture di potere, interessi, giochi, inganni, loschi traffici, e abbiamo completamente dimenticato che cosa questa volesse dire. E questo ce lo hanno fatto dimenticare, ma bene, ma molto bene. Perché è proprio vero, come dicevano le maestre quando andavo a scuola, che sapere è potere. E sul potere si gioca tanto di quella che è la dimensione politica dell'essere umano. Il nostro stare insieme, il nostro anche riunirci qui stasera, è un atto che nel suo vero significato è politico. Perché ci stiamo prendendo cura di che cosa? Di noi stessi, della nostra formazione, di questa piccola comunità, di questo piccolo gruppo, coscienti che quello che impariamo e riceviamo qui lo possiamo poi espandere nel resto del mondo, a partire dalle nostre famiglie, i nostri luoghi di lavoro, di studio, di svago e così via in tutta la società. Sembrano concetti banali, ma non lo sono. Perché quando poi arriviamo a doverci confrontare con le istituzioni e con il cosiddetto sistema, parola che vuol dire un sacco di cose, questo si scontra con tutta quella serie enorme di egregore, di forme pensiero, di costruzioni che ci sono state infilate nella testa con la nostra educazione, con anni e anni di indottrinamento attraverso mass media, con anche l'abitudine a recepire qualsiasi cosa ci viene detta, consciamente o inconsciamente, e anche l'abitudine a accettare tutto quello che ci viene dato. Perché il problema, molto serio, è che fondamentalmente ci piace vivere una vita un po' comoda, no? Ci piace stare in quella che oggi la psicologia chiama la zona di comfort, che in politica significa
che noi deleghiamo a qualcuno ciò che invece spetta a noi. Ed è così che abbiamo creato il sistema, delegando. Che cosa sono i partiti politici? Strutture più o meno complesse, organizzazioni, anche burocraticamente riconosciute, che hanno lo scopo di prendersi cura loro di quello che dovrebbe essere il vostro bene. E così si fanno i programmi elettorali, si fanno le elezioni e si arriva a dare la nostra responsabilità, il nostro potere a qualcun altro affinché amministri la nostra vita. Ora, voi dareste le chiavi di casa vostra a uno sconosciuto che vi promette di fare un sacco di cose belle nella vostra casa e poi 99,9% delle volte vi porta via tutto quello che c'è dentro? Proiettate questa cosa in grande e questo è più o meno quello che succede. Ma guardate, succede perché deve succedere. Perché questo ci fa capire sempre di più, e la storia della politica anche italiana lo insegna, che volta dopo volta, delusione dopo delusione, promesse politiche disattese dopo promesse politiche disattese, ci cominciamo a rompere le scatole, no? E insomma, poi si incomincia ad avere problemi di restrizioni, di pandemie, di sperimentazioni, di guerre, e queste cose incominciano a diventare un po' più problematiche di prima. Perché vanno a toccare anche la nostra vita più quotidiana e più semplice, che pensavamo essere fondata su dei capisaldi intoccabili che si chiamano diritti. Peccato che noi abbiamo fondato la nostra concezione di che cosa sono i diritti su quello che si chiama il diritto positivo, cioè la legge posta dall'uomo. Ma l'uomo, essere umano, viene prima di ogni legge, prima di ogni diritto. La nostra essenza, il nostro essere umani, non è il prodotto di un sistema giuridico che può essere cambiato, e l'abbiamo anche visto, a seconda del governante di turno o della corte che sentenzia. E se oggi è un reato uccidere, perché domani non dovrebbe tornare di nuovo a essere ordinarietà? Magari arbitraria, di qualcuno che ha voglia di farlo e trova una giustificazione. Perché queste cose già avvengono, Quanto noi siamo consapevoli di questo? Perché, ripeto, andiamo a distruggere tutto, a toccare un po' più di cose fastidiose, perché è bello appellarsi alle leggi fondamentali dello Stato. Ma chi le ha fatte quelle leggi fondamentali dello Stato? Vi provoco, le avete scritte voi? No, voi mi direte, certo, infatti c'è il sistema politico apposta, io non ci capisco niente di politica, di diritto, di eccetera, eccetera, ci vuole l'esperto che lo faccia. Certo, il mondo degli esperti è meraviglioso, guardate cosa è successo con gli esperti negli ultimi anni. È bellissimo. Io vengo dall'università, no? Noi abbiamo una malattia che si chiama iperspecializzazione. Se nel tuo curriculum per errore incroci due discipline che apparentemente non possono stare insieme perché ti aprono un attimo il cervello, i professori ti prendono e ti calciano via. Dicono, no, ma scusi, ma guardi, lei forse è meglio che i corsi non li faccia, perché sa, come è successo a me, no? Ma è andato nelle piazze a parlare di amore, è un po' pericoloso. Insomma, neanche la soddisfazione di parlare male del governo, no? Di parlare male dei politici, niente. No, sa, parlare di bellezza, di speranza, mi raccontarono i carabinieri a casa, era inopportuno. Perché fanno paura queste cose. Perché ci portano a dover riconsiderare chi siamo veramente noi. Quanto ancora vogliamo andare avanti a farci prendere in giro davanti allo specchio? Quanto cominceremo ad essere veramente chi siamo anche nella società? Guardate, il sistema è fatto benissimo. A onor del vero ha una struttura pazzesca. Strutturato in tantissimi anni, a voglia. Viaggia che è una meraviglia, è fatto apposta per avere tutti gli anticorpi, così rimaniamo anche nel contesto della stagione delle influenze. Sono tornate di moda, avete visto, è bellissimo. Mi mancavano. Ho riavuto il primo raffreddore dopo 4 anni, mi sentivo un bambino piccolo che esplorava per la prima volta un giocattolo nuovo. E nessuno mi ha buttato fuori dai locali, è stato bellissimo. Ha tutti gli anticorpi
per far sì che noi non usciamo da questo recinto. Ha un limite di tolleranza entro il quale noi possiamo anche convincerci di aver, come si dice, svelato le bugie. Peccato che di bugie ce ne sono di doppie, di triple, di quadruple, no? Sono fatti apposta perché più si riesce a uscire, più in realtà si viene poi riportati dentro. È fatto molto bene il sistema. Allora che si fa? Ci si dispera? Ci si ammazza? O si fanno le rivoluzioni nelle piazze? È bellissimo, io ho fatto 42 piazze. Sapete quanto è bella una piazza? Vi vado a mettere un altro po' nel dito nella piaga. Le piazze non servono a un piffero. La piazza è il suddito che va dal padrone e gli dice: padrone, padrone, ti prego, vattene, dimettiti, mi stai antipatico. E il padrone gli risponde: grazie suddito che mi riconosci padrone, adesso prenditi questo bel calcetto nel di dietro e torna a fare il tuo lavoro. Per 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 piazze, anni, secoli. Sfido una persona a dirmi cosa grazie a una piazza è cambiato. E sono il primo che andavo in piazza, Ne ho fatte una marea. A che cosa servivano quei momenti? Al governo? Ai politici? Ma lo sapete cosa facevano i politici nel mentre che noi stavamo in piazza? Me lo raccontava l'assistente parlamentare di una politica attuale che conosco, beatamente a ridersela a prendere il caffè a Montecitorio, a dire: guardate che belli, noi ci possiamo adesso sedere in panciolle, lasciamoli fare, così almeno oggi non abbiamo neanche bisogno di lavorare perché i mass media guardano loro e noi ci pagano lo stesso. Perché voi, mettendovi al posto vostro, loro fareste qualcosa? Cominciamo a sciogliere questi fastidiosi paradossi, perché farci convincere che tutto cambia senza che noi cambiamo significa non veder cambiare niente. Niente. Il primo cambiamento parte da noi, diceva Gandhi, la famosa frase: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E questo è un programma di vita enorme, che ha la sua massima espressione nell'essenza politica dell'uomo. Siamo esseri sociali, siamo fatti per stare in relazione. E senza questa relazionalità l'uomo non scopre se stesso. Ricordatevi, no? Non a caso il primo atto è stato tapparci il volto, che è epifania, manifestazione dell'essenza dell'altro, così da non poterci riconoscere. Oppure da metterci davanti un bello schermo con tutti i problemi di connessione, microfoni e quant'altro. Quante erano belle le videochiamate, no? La virtualità, che sempre di più entrava nelle nostre vite, falsificando. Sapete, i greci avevano una parola stupenda, che era quella di virtualità, era la ipocrisi, la ipocrisia. Nella sua etimologia, la parola crisi è una parola bellissima. Noi ora siamo nell'epoca delle policrisi, poliamori, policrisi, un po' di tutto, no? Cioè crisi a raffica. Peccato che crisi, dal verbo crino, in greco, scusate, è il cambiamento che nasce da una scelta. Che cos'è la ipocrisi? La ipocrisia. Ipo significa meno in greco, è il non riuscire ad arrivare a quel punto in cui si innesta la crisi e quindi noi necessariamente dobbiamo cambiare. Perché se io mettessi veramente tutti in crisi, io politico, io governo, il mondo il giorno dopo cambierebbe da così a così. Allora, l'altra traduzione della parola ipocrisi, diceva Platone, è simulazione. Si simula. Presente, no? Il film Matrix, è famosissimo, ormai c'ha 25 anni, quanti ne ha? Forse di più. Così si crea un mondo che è fatto di forme, di colori, di suoni, di gusti, e che deve sembrare il più possibile vicino a un mondo perfetto, o perlomeno accettabile, entro cui combattere. L'importante è non scoprire chi si è veramente. Perché poi va tutto bene. Allora vi voglio raccontare la storia di Platone, famoso filosofo, di sicuro ne avrete sentito parlare qualche volta,
Platone scrive un bellissimo libro che si chiama La Repubblica. Non fatevi ingannare, niente a che fare con la Repubblica Italiana, lì si parlava di cose molto serie. Nella Repubblica, a un certo punto, dopo aver parlato con i suoi interlocutori di quanto dovessero essere fatte bene le leggi, di quello che doveva essere il sovrano perfetto, piazza nel mezzo del libro settimo una cosa che non c'entra assolutamente nulla, apparentemente. Il mito della caverna. Cioè, voi immaginate, leggete la Repubblica, leggi, discussioni filosofiche, e poi a un certo punto Platone fa: bene, adesso vi racconto il mito della caverna. Come, scusa? Peraltro nel mito della caverna quasi spariscono gli interlocutori di Platone, cioè un suo monologo teatrale, va avanti e racconta quello che gli pare. Finito il mito della caverna, tutti i suoi correlatori restano sconvolti. Ma che dice questo mito della caverna? E qui vediamo veramente di innescare il passaggio dalla fase al nero alla risurrezione. Nel mito della caverna, Platone immagina una caverna. Immaginatevi una bella caverna che in cima, in un angolino, ha un'entrata, da dove entra un po' di luce, alta, scoscesa, ripida, pericolosa. Chi di voi è stato in una caverna lo sa. Alla base di questa caverna ci sono degli uomini in catene. Le catene tengono, attenzione perché Platone non scrive niente a caso, anche perché, scusate, no, a quei tempi si scriveva sulle tavolette, sai che palle stare a scrivere per errore qualcosa, doverlo poi, cioè, insomma, era abbastanza fastidioso. Le catene stanno ai piedi e impediscono il movimento, alle mani e impediscono di usarle, alla testa e impediscono di voltare lo sguardo. Queste persone, che sono bloccate, sono rivolte verso una parete come questa, dove vedono delle ombre che sono prodotte da un fuoco che è posto dietro di loro, al di là di un muretto, bel murettino, c'è una fiammella, e di là di questa fiammella ci sono degli uomini che non sono in catene e fanno queste ombre cinesi, queste imitazioni delle cose nel mondo. I nostri uomini lì, belli bloccati schiavi, sono convinti che quella che vedono sulla parete, quelle ombre, sia la realtà. E sono felici. Hanno tutto quello che gli serve. Hanno la loro bella comodità, vedono con la televisione, no, praticamente, tutte le loro serie Netflix preferite e stanno belli comodi. Poi ogni tanto, dice Platone, qualcuno muore, qualcuno sparisce, ma insomma, vabbè. L'importante è stare rivolti verso davanti. A un certo punto, uno di loro, non si sa come, si libera. Tac, comincia a muovere i piedi e si rende conto che può scegliere la direzione in cui andare. Muove le mani e vede che gli permettono di toccare il mondo reale, non quello delle proiezioni sulla parete, che non è niente. Ma soprattutto, dice Platone, compie una metanoia, cioè una trasformazione, un girarsi, una conversione. Gira la testa. Che succede quando gira la testa? Anzitutto che vede che i suoi altri compagni sono incatenati. E dice Platone, tocca quelle catene. Sente che fanno male, però loro non se ne accorgono, perché ci sono nati e cresciuti in quel sistema. Allora si rende conto che girandosi c'è un muretto dove dietro c'è un fuoco. Si arrampica un pochetto, arriva a questo muretto, ed è interessante che ci sia un muro. Un muro è un qualcosa di costruito. Non è naturale in una grotta trovare un muro. Al massimo si trova, sono figlio di un geologo, scusatemi, al massimo si trova qualche conformazione carnica, insomma, non un muretto. Immaginate un bel muretto fatto per bene, di quelli di confine, no? Che divide loro da noi. Questo muro è messo lì. E il nostro avventuriero, il nostro eroe, chiamiamolo così, riesce a scavalcarlo.
che cosa scopre quando lo scavalca? Che lì ci sono degli altri uomini, tali e quali a quelli che sono incatenati, ma sono liberi. Perché sono liberi? Chi ce li ha messi? Perché non liberano gli altri? E soprattutto, perché questi uomini proiettano quelle immagini dietro il fuoco? Falsificano la realtà, raccontano una fake news, si direbbe oggi, no? A ripetizione. Così tanto che gli uomini incatenati sono convinti che quella sia la realtà, ma non lo è. Allora è interessante, Platone ci dice che il nostro eroe non li ammazza. Dice che si arrabbia, ma non li ammazza. Neanche un paio di schiaffoni dati bene. Dice li guarda, li compatisce e passa oltre. Ma oltre che c'è? Oltre c'è la ripida salita della nostra caverna. Ora, le grotte non sono esattamente fatte con gli ascensori e i tappeti rossi. E quindi il nostro eroe è costretto a cominciare un arduo cammino di risalita. In greco si chiama la anabasi. Sale. Sale. Sale, si sbuccia le ginocchia, si sgretola le unghie. Fa male salire per andare verso la luce che si trova in cima a quella caverna. Il nostro eroe non sa che cosa sia quella luce. C'è un'incognita nel nostro cammino. È arrivato in cima, esce fuori da questa caverna e resta accecato, atterrito per la luce del sole. È troppo forte. Perché? Perché non è abituato a vedere la luce del sole. Ha sempre visto il fuocherello della grotta e quella flebile lucina che entrava dall'alto. Pensate, no? L'effetto di uscire dall'oscurità e passare alla luce. E uscito fuori comincia piano piano a riuscire ad alzare lo sguardo, adattandosi alla luce, e vede l'erba, i prati, i fiori, l'acqua, gli alberi, gli animali, e poi alza gli occhi verso il cielo. Comincia a fare buio e comincia a vedere le stelle, il firmamento. E rimane a contemplare tutto quello, innamorandosi di tanta bellezza. Platone la chiama l'estasi, un qualcosa che ti porta fuori dallo stato di chi tu sei. E lì il nostro eroe comincia a capire che cos'è l'amore. È buffo perché noi l'amore non riusciamo a definirlo neanche linguisticamente. La parola amore deriva dal latino amors, senza morte. È una parola in negativo, è un qualcosa che non è. È talmente grande che non siamo capaci di dargli un nome suo proprio. San Giovanni, no, nel suo Vangelo scriverà en archena logos, in principio era il logos, e quel logos lo definisce l'amore. Il nostro eroe si innamora, guarda le stelle, capisce che quella è la realtà, quella che sta fuori da quella caverna, da quell'inganno, da quella falsificazione. E allora, proprio perché è un eroe, che cosa fanno gli eroi? Fanno gli eroi, compiono quelle missioni impossibili. E decide di scendere giù, di nuovo nella sua caverna, la catabasi. Deve ridiscendere nell'oscurità da cui proviene. Perché? Perché è pieno di gente laggiù, pieno di gente che non vede, che non capisce, anzi che è convinta di stare bene, di essere felice, perché è talmente ingannata da non capire la verità. Sapete, in greco la verità si dice aletheia, cioè il disvelamento, bisogna togliere il velo, i prosciutti dagli occhi e aprirli. Ma aprire gli occhi fa male, perché ci fa vedere come stanno le cose. Anche per questo, no, siamo costretti a prendere coscienza piano piano di chi siamo, di quello che succede nel mondo, perché sennò rimanemmo troppo scioccati. Allora il nostro eroe ridiscende, immaginate, ridiscendere dalla caverna, si fa male, ci pensa e ci ripensa, dice Platone, era
tormentato dal pensiero di dover tornare in quell'oscurità. Arriva in fondo e va dai suoi amici. Gli dice: scusate, guardate che quelle belle immaginette non sono vere, le vostre catene vi tengono intrappolati, liberatevi. Loro lo guardano e gli dicono: no, noi stiamo bene così. E lo uccidono. Fine della storia. Il sacrificio del nostro eroe porterà altri a essere liberati. Platone non dice come, ma piano a piano, prima uno, poi due, poi tre, eccetera, eccetera, cominciano a liberarsi dalle catene. Perché siete qua? Che cosa c'è dentro la caverna? Provate a guardare nella caverna delle vostre vite, anche di questi ultimi 2 o 3 anni, ormai sono 3. Quanto siamo stati in fondo a quella caverna cercando di renderci conto, anche nella nostra società, che ormai sempre più palesemente ci stava storta, di quante catene ci fossero, anche quelle che non ci siamo resi conto prima che erano catene. Catene che ci hanno bloccati, tenuti lontani, impedito anche di andare da chi amavamo. Catene che sono prima di tutto dentro di noi, dentro le nostre teste, perché siamo abituati a pensare con degli schemi molto ben programmati e che costantemente vengono aggiornati come le app, come i software dei computer, così che il nostro incatenato perfetto sia sempre pronto a rispondere al nuovo modello di catena. Basta che sia più smart, più fashion ed è comodissima. E questa cantilena ci viene raccontata continuamente, no? Questa sorta di Truman Show, questa orwelliana memoria che ripercorre, no? La verità, la menzogna è verità, la guerra è pace, eccetera, eccetera. Tutto purché sia all'interno della caverna e l'importante è che resti lì. Anzi, di più, quando il nostro eroe si gira e vede che ci sono questi potenti che ingannano gli altri, ci fa notare che anche loro sono nella caverna, ma sanno come essere liberi dentro la caverna e sanno com'è fatta, ne conoscono la geografia, l'hanno misurata e la usano per controllare gli altri. Quando ne parliamo ai potenti, il sistema, no? Che cosa hanno? Conoscenza, tanta conoscenza. Sanno bene come funziona l'essere umano, come siamo fatti interiormente ed esteriormente, come muoversi nei meandri della nostra intimità e far sì che possiamo essere spinti come pecore verso una certa direzione. Siamo contenti di questo, eh? Belle facce, molto felici. Bene, bene, perché la fase al nero è quella dove bisogna arrivare a piangere per quando ci si rende conto di quanto fa schifo la situazione in cui ci troviamo. Perché il mondo è bellissimo, ma lo vogliamo tutti quanti rendere migliore. Quella caverna ha una serie di elementi dentro che Platone indica. La luce, che proviene prima dal fuocherello, che è una luce flebile, no? Calda. Una luce che c'è e non c'è, perché se spegni il fuoco, la luce viene meno. E una luce invece che viene dall'alto, che invece è presente, è chiara e indica la via. C'è un fuoco, il fuoco che è l'elemento che più di tutti associa a coloro che hanno la conoscenza, perché resta sempre ancorato all'interno di una oscurità che non è detto porti alla luce. Il più non viene da meno, dicono i matematici. E poi c'è la terra da cui noi proveniamo. Pensate, noi abbiamo creato, no, dei sistemi anche economici, dove abbiamo fatto della terra
un qualcosa di schiavizzato da parte dell'uomo. Tant'è che il nostro linguaggio è bellissimo perché ci tradisce sempre. L'abbiamo privata a qualcuno, a qualcosa. Abbiamo un'abbondanza stratosferica, sapendo che è tanta, siamo riusciti a intrappolarla, sono riusciti a intrappolarla e ce la danno centellinata, pagando a certe condizioni, altrimenti no, altrimenti non si può vivere. Ora poi con le questioni energetiche immagino che tutti più o meno, quando arrivano le bollette se ne rendono conto, no? Che bello, abbiamo l'energia nel mondo e bisogna farcela concedere da qualcuno. È mostruoso. E usciti fuori, dice Platone, incontra la natura e l'acqua. Quando il nostro eroe esce fuori, compie un gesto che prima non vi ho detto. Si avvicina allo specchio d'acqua, a questo laghetto, e si rispecchia, si vede per la prima volta. Chi di voi è genitore, no? Sa che quando i bambini si vedono allo specchio per la prima volta è uno shock, bellissimo. Chi è quello? Oddio, sono io. C'è da prendere confidenza, no? È bellissimo, sono divertentissimi. Pensate di vedere per la prima volta chi siete. E questo è possibile solo alla luce, perché nell'oscurità noi non vediamo chi siamo. Perché le tenebre offuscano il nostro sguardo, interiore ed esteriore. Combiniamo questi elementi e proviamo a domandarci: da dov'è che si può ripartire se vogliamo trasmutare, cambiare questa negritudine per farla diventare luce, per farla diventare una alba nuova, che non è neanche l'ultimo passo, lo vedremo. Io vi invito allora a fare un esercizio adesso. Chi vuole chiuda gli occhi, durerà 3-4 minuti, e provate a immaginare il politico, il partito, la situazione peggiore degli ultimi anni, quella cosa che odiate, che non sopportate, quella persona che vi rompe le scatole, lì vicino, la suocera. Piano con le suocere che poi se no vengono. Immaginatela davanti a voi. Guardatela. Guardate questa persona, questo essere mostruoso, che magari è quello che ci tiene sotto scacco, è quello che ci fa male, che ci disturba, che ci opprime, che ci fa salire l'odio, il nervoso, la rabbia dentro. È quello che ci ha fatto torti in questi anni, è quello che ci ha fatto perdere la gioia di vivere, la serenità, la pace. Guardatela. E ora chiedetegli: che cosa vuoi da me? E ascoltate la sua risposta. E dopo aver ascoltato la sua risposta, domandategli: di cosa hai bisogno per essere nutrito? Un po' come se aveste davanti un mostro gigante orribile che vuole mangiare e che fino ad oggi si è nutrito di voi, della vostra energia, della vostra salute, della vostra pace, delle vostre risorse economiche, delle vostre speranze politiche, della vostra creatività artistica. Immaginate ora di materializzare davanti a voi quel qualcosa che vi ha chiesto. Può essere un oggetto, può essere voi stessi, può essere una cosa strana, non importa quello che è. Lasciate che l'immaginazione faccia la sua parte creativa. Immaginate di porgergli questo qualcosa. E nel mentre che glielo date, il mostro davanti a voi lo prende, se ne nutre, lo risucchia, piano piano. E risucchiandolo, vedete che incomincia a trasformarsi. Allora, nel mentre che si sta trasformando, provate per un attimo
a mettergli un pizzico di amore. Amore, magari è una persona, una situazione, una cosa che proprio amare non va. Ma provate per un istante a metterci una gocciolina di amore e nutritelo. Dategli tutto. Deve mangiare fino all'ultimo boccone. E vedete che si trasforma. E dal suo aspetto mostruoso, da quel viso che proprio non riuscite a sopportare, si trasforma in qualcosa di bello, in qualcuno di bello. Immaginatelo proprio come se venisse trasfigurato. Bello, luminoso, fatto bene, che vi rende felici, che vi stampa il sorriso. Guardate mentre si trasforma. E ora che si sta trasformando, chiedetegli di restare con voi. Il mostro non è più un mostro, adesso è un alleato di luce. È un essere a cui avete dato non negatività, odio, rabbia, rancore, offese, ma gli avete dato semplicemente amore. Amore, amore. E questo amore ha donato una vita nuova. A questo essere luminoso chiedete di restare con voi, perché quando si ripresenteranno quelle situazioni in cui rivedrete quell'apparenza, quella simulazione di quella situazione, di quella persona, voi possiate ricordare che l'avete trasmutato in un essere di amore. Questo esercizio che amo fare con la faccia di Mario Draghi, vi assicuro che è complicata, può sembrare tanto banale, ma è un vero e proprio nutrimento che noi facciamo ai nostri demoni. Sapete, il termine demone viene proprio da Platone, così rimaniamo sulla filosofia. Lo chiamava il daimon, che non era né buono né cattivo, dipendeva da noi. Che gli diamo da mangiare a quei demoni che ci tormentano o che ci aiutano? Quando noi andavamo in piazza, o quando noi andiamo a lavoro, o a pagare la bolletta, o a guardare i video su YouTube o Facebook, e ci passa davanti quello che proprio che simpatico, che gliene dareste tante, che gliele fareste pagare tutte, e anche quelle che arrivano dopo, no? Che proprio vi suscita quel pizzicorino, no? Tanto lo sappiamo tutti. Pensate che adesso quella persona, quell'essere lì, quella situazione non deve più essere alimentata con quella negatività, ma dovete cominciare a farle fare questo processo di risalita della caverna. Dovete spingerla un pochetto, perché se noi non incominciamo a creare la realtà che è intorno a noi, a guardare con occhi diversi quello in cui viviamo, non cambieremo nessun mondo. Se non compiamo la nostra rivoluzione, il nostro voltare la testa e cambiare il nostro sguardo, rimarremo intrappolati nelle simulazioni di un mondo che è messo lì e costruito per essere bello o brutto, ma che non sarà mai veramente la realtà. Allora facciamo gli artisti, no? Della situazione. L'artista che cosa ha di bello? Che riesce a creare, a buttare fuori da sé l'arte, l'ispirazione, senza pensarci tanto. Noi siamo abituati invece, anche politicamente parlando, a riflettere un sacco. Il pensiero è la capacità di riflessione dell'uomo, cioè di riflettere, di ritornare su se stesso. E noi ci ritorniamo così tanto che ci intrappoliamo in dei pipponi mentali che non finiscono mai. Creiamo delle catene, dei frattali di pensiero che sono talmente potenti che poi ci risucchiano, che ci finiamo nel mezzo, che addirittura diventano dei mostri. Tant'è che abbiamo dei discorsi, degli argomenti che abbiamo paura di trattare,
perché ci fanno male. Abbiamo delle fasi della nostra vita che ci feriscono così tanto che non vogliamo andare a scomodare. È meglio metterle da parte, nasconderle, come scheletri nell'armadio, come la polvere sotto il tappeto, e far finta che non esistano. Peccato che poi, no? Arriva il momento in cui la vita, la suocera, il governo ci obbliga ad alzare il tappeto e dice: oh, guarda, su quello ci metto le tasse. E che succede? Che ci dobbiamo confrontare con quella realtà. E questo è un qualcosa che avviene tutti i giorni, E avviene esattamente su quelle cose che noi stentiamo a non voler vedere, ma che invece è bene che noi vediamo, che ci vengono spiattellate di fronte. Pensate a questi anni, no? Ci siamo basati sempre sulla Costituzione più bella del mondo, sta litania che ogni tanto ritornava. Ci siamo resi conto che la Costituzione vale quanto la carta igienica. Anzi no, la carta igienica ha un'utilità. La Costituzione neanche per quella potevamo più utilizzarla. Siamo stati convinti che i diritti scritti nelle carte, nei trattati, nelle convenzioni internazionali fossero inalienabili, eterni, immutabili, e poi in 448 bastava il primo cretino che ti chiedeva un'autocertificazione e te li mandavi a benedire quei diritti. Belli questi diritti, complimenti. Funzionavano davvero bene. Mi ci vedevo con i miei colleghi, no, nelle piazze. Ah, il diritto allo studio. Che è il diritto allo studio? Una concessione che ti fa un potente di andare all'università con un lasciapassare a delle condizioni pagando. Bello. Questo non si chiama diritto, questo è mercato, è mercimonio. Cadono le maschere di quelle persone che siamo abituati a essere e che invece dobbiamo far diventare individui, eroi, scrivendo nuove mitologie in un mondo che di cose mitiche ed eroiche non vuole più averne a che fare. Tant'è che creiamo gli influencer, i blogger, riscriviamo persino i classici della mitologia, li facciamo un po' più colorati di prima, ma l'importante è che non si racconti neanche più che si può pensare con la propria testa, provare a uscire dalla caverna, creare qualcosa di bello. Guardate che una delle cose classiche che noi abbiamo nel mito, il mito racconta la parte più profonda, recondita, archetipica dell'essere umano e contiene al suo interno tutto quello che riguarda la vita dell'umanità. Il mito ha simboli, no? ha queste topiche, a questi argomenti che ricorrono sempre. Pensate come l'eroe deve sempre affrontare la parte dura di scoprire chi è, qual è la sua missione, farsi un mazzo così e poi riuscire a svolgere quella missione, sconfiggere il cattivo della situazione e arrivare in fondo a baciare la sua bella amata e vissero tutti felici e contenti. Noi viviamo vite eroiche? Bisogna mica fare per forza il pompiere o l'astronauta, no? Sapete quanto sono belli i bambini in questo? Da piccoli vogliono fare solo cose grandi, belle, assurde, impossibili, pericolose, perché il pericolo è frizzante. E noi invece ci siamo abituati al posto fisso, al 2 o al 27 del mese. Tutte cose bellissime, Dio ne guardi. Ma è questo veramente il tipo di mondo in cui vogliamo vivere? Perché guardate che queste cose stanno crollando tutte. Non ci sono più. Io vengo da una generazione che la pensione non sa neanche come si scrive con le lettere ormai. Cioè, vengono via, cadono tutti questi castelli. Mattone dopo mattone, l'illusione della caverna si sfà. Perché non è più il tempo di delegare chi noi siamo veramente e come realizzare il nostro bene comune, ma è il tempo in cui noi siamo chiamati a essere chi siamo veramente e a prendere noi in mano le redini, la responsabilità della nostra felicità, della nostra realizzazione. Perché prima ho detto amore, no? Provate a pensare a una Costituzione, un ordinamento giuridico fondato sull'amore. Quante leggi avrebbe secondo voi? Quante leggi servono per definire l'amore?
È tanto utopico questa cosa che vi sto dicendo, quanto in realtà dentro di voi sta già scavando qualcosa. Perché c'è un richiamo che un pochettino sentiamo. Perché, ripeto, siamo stati abituati a pensare, pensare, pensare con la testa e a lasciar perdere il cuore. E infatti la mente mente, questo insomma più o meno lo sappiamo, no? E nella mente si scrivono un sacco di cose belle, è fatta proprio come una caverna. Ci infilate dentro e veniamo chiusi lì. Infatti noi bisogna, quando vedo anche i manuali, no, di filosofia politica con i miei studenti, li guardi e dici, beh, caspita, chi li ha scritti questi manuali si è impegnato davvero tanto a fare del male alle persone. Perché sono pieni di un sacco di idiozie. Bellissime, idiozie bellissime. Ci si fanno le tesi di laurea sulle idiozie. Ma poi nella vita che cosa veramente gli servono? Quanto tutto quello è provocatorio quello che vi sto dicendo, eh? È molto provocatorio. Ma quanto veramente noi siamo capaci di prendere tutto questo e di farlo diventare amore vero, concreto che si spende? Quanto questo ci fa generare quel passaggio di toglierci le catene e uscire da quella caverna? Proviamo allora a incominciare questo percorso, questa azione. Guardate, se siete qua è perché già lo fate. Già lo fate. Se no non verreste ad ascoltare un professore che viene dalla Toscana, però che insegna a Belluno. Perché senza la nostra scelta libera, e almeno le libere scelte ancora ce le abbiamo dentro di noi, no? Tutto quello che sta fuori non cambierà mai. Venire ad ascoltare una conferenza, andare in una piazza, scegliere se pagare o no la bolletta assassina, sono scelte che fanno la differenza, ci mettono di fronte a un bivio che magari a noi sembra piccolino, ma che in realtà vale per tutta l'umanità. Perché le nostre azioni hanno un eco di cui noi non ci rendiamo molto conto, ma all'interno di una caverna anche una goccia d'acqua fa un grande rimbombo. E quella goccia d'acqua non è detto che un giorno riesca a scalfire quelle catene in cui stanno intrappolate le tante persone che sono là fuori, le abbiamo anche nelle nostre famiglie, penso più o meno tutti, e che ci stanno molto ben volentieri di fronte all'illusione della caverna. Quando però riusciamo a uscire fuori e a vedere la luce e a trasmutare in luce tutto quello che c'è di oscuro nelle nostre vite, questo si deve trasformare in azioni concrete, non è solo teoria. Perché se no ce la stiamo a raccontare fra di noi, è molto bello, ma se io poi esco fuori e il primo cretino che mi attraversa la strada lo mando a quel paese, o la prima volta che rivedo il politico che mi sta antipatico gliene dico di cotte e di crude, sono da punto a capo. Quando allora io vedrò quella persona, quella situazione nella mia vita, lì dovrò mettere in pratica quello che ho imparato, quella conoscenza. Lì potrò decidere se continuare a dare a quel demone l'odio, il rancore, la rabbia, la negatività, oppure se dargli luce. Che succede quando accendiamo la luce? L'ombra se ne va via. Visto, no? Ora ci fanno spengere anche le luci prima, così sono più nell'oscurità. Sono simboli che non passano mai inosservati nella comunicazione. Fateci sempre caso. Il passo successivo è la fase al rosso, la rubedo, la fase dell'amore. Dell'amore quello che arde, quello che brucia, quello che genera vita nuova. Perché non basta guardare il mondo con occhi più belli, bisogna trasformarlo. E questo dipende solo da noi. Sapete, mi ricordo ci fu una bellissima piazza che feci a Carpi, mi pare, dove dissi alle persone un giorno, un aneddoto simpatico, se voi stasera siete qua è perché un giorno i vostri libri saranno scritti, i vostri nomi saranno scritti nei libri di storia, perché sapete che la storia che noi studiamo non
non porta i nomi e cognomi di tutte le persone che c'erano nelle popolazioni, portano quei 4, 5, 10, 100, 1000 nomi di personaggi famosi, quindi la storia la fanno pochi rivoluzionari, pochi coraggiosi, pochi eroi, anche poche vittime. Tutti quell'altri non si vedono mai. Il backstage, il dietro le quinte, chi lo conosce? Allora, una decina di giorni fa, una ragazza viene e mi fa: sai Lorenzo, ti ricordi quel giorno a Carpi che mi ha detto così? Io ho detto, certo. Mi ridesta in faccia, me lo ricordo benissimo. Sai, hanno scritto un libro sugli eventi, le manifestazioni che ci sono state e c'è anche il mio nome. Siamo passati alla storia. Dissi, porca miseria, velocissima. È così. Il piccolo che stiamo facendo, che a noi sembra piccolo, in realtà sta trasformando tanto, perché l'energia di questa luce dissolve molte tenebre. Tutti avete presente, no? Come è fatto un tavolo, e di sicuro avrete visto anche le immaginette. Il sistema politico è uguale. Le zampe siamo noi, se noi ci togliamo il pianale del tavolo cade. Il problema è che noi ci stiamo molto bene sotto le fatiche delle politiche a cui siamo abituati. E un po' ci piace, no? Perché se non arriviamo alla sera che siamo ammazzati di lavoro, lo dico anche per me stesso, ci sembra di aver sprecato le giornate. L'essere umano, che è l'essere creativo, che trasforma la realtà, che genera arte, bellezza, deve passare le giornate ad ammazzarsi per mantenere 4 idioti. Anzi, il sistema è perfetto, ve l'ho detto, no? È bellissimo. Quando invece noi dovremmo passare le nostre giornate a creare, a fare quello che ci piace, a riempire il mondo di bellezza. Perché il lavoro vero, che serve per vivere, è poco. È poco. E si può anche molto semplificare, migliorare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci spingono, no? A dover essere schiavi anche di questi stili di vita. Allora provate a ricordarvi di questa caverna e a considerare quanto nel guardare quelli che intorno a noi sono ancora felici di starsene in catene, con la nostra piccola testimonianza possiamo fargli vedere cosa sono veramente. Chi sono veramente? Chi sono veramente loro che sono in catene, che sono esseri umani, non persone, che sono anime meravigliose, non oggetti di un sistema con qualche codice a barre o qualche lasciapassare, QR e via dicendo. Di fargli anche vedere chi sono quelli che stanno dietro il muro, che architettano le trame di quelle proiezioni. Perché quelle trame e quelle proiezioni a noi ci servono per evolverci, per capire chi siamo. Se non ci venisse messo nel mondo, sbattuto in faccia come un treno, la realtà di tutto quello che ci succede, noi non ce ne rendiamo neanche conto. Come mai? No? Ora, qui sono 13 anni che fate attività con Salus Bellatrix, ma 13 anni fa, quando la povera Francesca ha cominciato questa avventura, cioè, quante erano le persone che parlavano di certi temi? La prima fila. Poi arrivano le pandemie, le catastrofi, le guerre, boom, le piazze, no? 10.000 persone in piazza a Torino a sentir parlare di politiche pandemiche, ad esempio. Bellissimo, ma c'è qualcuno che te lo raccontava da 50 anni, no? Quelli sono semi che hanno portato frutto, che il più delle volte noi non vediamo, perché poi ci sentiamo tutti un po' arrivati, lo dico da professore. Vedete che noi siamo una razza un po' strana, siamo tutte prime donne un po' allegre. Tra professori non si può dire niente gli uni agli altri, perché sennò offendi l'onestà intellettuale, la scientificità. C'è una volta che un collega mi venne e mi disse: sai Lorenzo, stai dicendo un sacco di idiozie, non è assolutamente vero. E io dissi: finalmente qualcuno me l'ha detto. Passai di proposito una conferenza in università a raccontare un sacco di idiozie e tutti bravo, bello, e mi scappava da ridere. Dicevo, cavolo, ma io sto dicendo una serie di stupidaggini proprio che non esistono. Poi ogni tanto bastava metterci parole del tipo lo dice la scienza, l'ho affermato il
tizio tal de tali, far finta che fossero citazioni, e tutti ci credevano. Cavolo, tutti quanti con dottorati di ricerca, anni di insegnamento, nessuno che prova a capire niente. E dissi, grazie che me l'hai detto, finalmente qualcuno ha capito che vi stavo tutti prendendo per i fondelli. Buttate via la conferenza. Ricordo la manager didattica aveva sta faccia bianca disperata, oh mio Dio, abbiamo passato 2 ore. Dice. Vedete com'è facile ingannarci? Ma com'è bello scoprire la verità. E la verità di noi stessi è il principio di ogni filosofia. Conosci te stesso. Da questa conoscenza di noi stessi noi possiamo costruire un mondo politico che è diverso. Perché se noi continueremo a affidarci a qualcuno, a strutture a cui deleghiamo chi noi siamo, noi continueremo a nutrire sistemi che non ci appartengono. Ora vi parlo più di politica anche concreta. Perché i partiti non funzionano più? Anche i partiti antisistema, no? Insomma, le elezioni più o meno abbiamo visto tutti quanti come sono andate, no? Poi in Italia si stava sempre meglio quando si stava peggio e ci si accontenta un po' di tutto, perché da noi le rivoluzioni le facciamo dopo la Champions League e dopo l'aperitivo. Prima no, scusate. Perché non funzionano più? Cavolo, abbiamo partiti, sono circa 140 anni che esistono, più o meno, prima non c'erano, perché l'uomo cambia, si trasforma, si evolve. E una forma attraverso cui esprime la propria essenza politica non è detto che debba vivere per sempre. Una monarchia oggi non ci starebbe come ci stava 3 secoli fa, un imperatore non camperebbe come un millennio fa. Non è detto che quelle forme rispondano a chi noi siamo veramente. Tant'è che infatti, qui faccio il filosofo politico della situazione, non hanno funzionato. Ma come? Mio Dio, i programmi erano bellissimi? Sì. Sì. Le persone erano di valore? Sì. Assolutamente. Non lo metto in dubbio. Ma sono forme che, come vedete, non rispondono più a chi noi siamo veramente. Cos'è che ha fatto tanto in questi ultimi anni, anche prima degli ultimi 2 o 3? Noi stiamo riscoprendo la nostra essenza comunitaria. Stiamo riscoprendo come è solo incontrandoci e stando insieme a un livello che non è numericamente alto, ma qualitativamente molto potente, noi stiamo diventando sempre di più forti dentro di noi, perché abbiamo cambiato tantissimo il nostro modo di pensare, di vedere e anche i nostri stili di vita. Perché se siete qua, immagino che negli ultimi 3 anni non avete vissuto come tante altre persone, vi siete fatti delle domande, avete incominciato a approfondire, a studiare, ad ascoltare anche voi stessi, non solo i relatori. Perché il relatore della serata racconta una parte di voi, come voi la raccontate al relatore. E ci siamo resi conto che noi riusciamo a dare vita a qualcosa, a creare qualcosa in una maniera che è differente da quella che facevamo prima. Provate a pensare allora come attraverso le nostre comunità noi possiamo rimettere l'amore nella politica. Ma non la politica, quella fatta di andare a scheda elettorale, partito, le discussioni, il Parlamento dove si urlano addosso dalla mattina alla sera, no? Che è divertentissimo. Cioè è una soap opera praticamente, però che ci governa. Io vi sfido ad andare un giorno in Parlamento a Montecitorio e ascoltare le sedute parlamentari. Una soap opera, uguale. Dove si vede proprio la finzione dell'azione che è in atto. Noi stiamo invece costruendo, manifestando gradualmente un mondo nuovo. E di questo mondo nuovo i pionieri, che sono costretti a navigare fra cartografie ancora non delineate, siamo noi. Quando scegliamo di amare quel politico infame, lì stiamo manifestando qualcosa di nuovo. Quando scegliamo di riunirci fra di noi e non accettare delle leggi ingiuste, lì stiamo creando un mondo nuovo. Quando scegliamo di formare, educare i figli, di curare in maniera diversa, lì stiamo manifestando questo mondo nuovo.
Allora, questa salvezza, questa salus, da dove parte se non che da noi? Guardate quanto la nostra chiamata a uscire dalla caverna diventa oggi più che prima, e lo sarà sempre di più, una speranza di salvezza per tanti altri. Noi non salviamo nessuno, ma noi gettiamo dei semi, delle idee. Tant'è che nel 2022 siamo tornati a uccidere i filosofi perché le idee sono potentissime. E attraverso quelle idee, piano piano cresce, come il battito di un cuore, no? Tum, tutum, tum, tutum. Cresce sempre di più questo amore. L'amore però si mette alla prova, L'amore ci mette alla prova, perché siamo abituati ad amare, anche qui ci hanno riempiti di amore, di belle parole, senza però riportarci in noi stessi. Ci hanno creato dei modelli, ci hanno creato dei sistemi, dei modi di amare, dei linguaggi che talvolta non riescono a dire veramente, appunto, non riusciamo neanche a nominarlo, l'amore. Che cos'è l'amore? Allora questo cammino di risalita diventa veramente una purificazione. L'amore vero si prova col fuoco, con le prove, no? E noi di prove ne stiamo avendo tante. Perché pagare quelle bollette care e infami, perché non poter andare a trovare il parente che sta male, perché non poter entrare all'università, perché non poter esercitare i propri diritti, ci fa male, ci ha fatto male, ce lo continua a fare. Ma che cos'è quel male se non che l'opportunità per trasformarlo in bene, in amore? Cos'è quella messa alla prova se non che l'esame universitario, dopo che abbiamo studiato a lungo la teoria? Perché come vi dicevo prima, se noi non trasformiamo tutte queste belle cose che ci raccontiamo, che facciamo queste formazioni, in opere, resteremo sempre qui. Una volta, mi ricordo, si lamentarono a una conferenza, non qui, e l'organizzatrice si lamentò che c'erano 10 persone. Mi trovavo in Emilia Romagna, eravamo 2 relatori e c'erano solo 10 persone. E lei era disperata. Diceva, ma come, caspita, 2 settimane, avevamo preso sta sala da 100 persone, ci contavo, quello c'ha la febbre, quello c'ha il cane, quello c'ha il gatto che gli è morto, ce ne sono sempre 1000, no? E io dissi, ma guarda, Elena, ci sono quelli che ci devono essere, no? Cioè, per me uno vale come 1000. Non è l'importante quello, basta toccarne uno. Quanti pensi che veramente ti ascoltino in una platea? Ho fatto una lezione a Zagabria, mi ricordo un mese e mezzo fa, c'era 700 persone tra professori e studenti. Sapete in quanti hanno capito di cosa ho parlato? Uno. Sono andato lì, ho dato un abbraccio e ho fatto, bene, bello giovane, te sei valso di venire fin qua. Quelle 10 persone, 3 mesi dopo, hanno fondato 10 gruppi che si sono espansi e hanno salvato anche tante vite, a livello lavorativo e a livello di salute. Potevamo dire no, dai, non ci si rimette pure con le spese, lasciamo perdere, tutti a casa, arrivederci. Noi non sappiamo quanto bene stiamo realmente facendo con le nostre opere, quanto possa bastare poco per cambiare questo mondo. Allora, dopo 13 anni di Salus Bellatrix, no? Che veramente per me è un onore di essere qua stasera, ci pensavo mentre venivo che ne ho avute di cotte e di crude per venire, e a un certo punto riflettevo dicendo, caspita, però vedi, è proprio sempre il classico, no? Se non c'è l'ostacolino, preoccupati, perché vuol dire che troppo liscio è problematico. Vai e dona questo amore, perché quella fase al rosso, quella che crea e che trasforma, è quella dove noi
cominciamo a donare, a moltiplicare questo amore. Voi ne avete ricevuto tanto di amore se siete qua, perché prima o dopo è stato risvegliato, è stata toccata quella corda, ha ricominciato a vibrare e vi ha richiamati ad essere qua. Che questa corda possa sempre vibrare nel vostro cuore, perché questa salvezza, questa bellezza deve risplendere attraverso di voi. Per questo io vi ringrazio per essere qua. E vi prego, quando tornerete poi a casa, anche poi se volete fare appunto delle domande, ho finito Francesca, di custodire sempre questo amore, perché è sacro. Sacro significa messo da parte. Non è per tutti. È speciale. Come speciali siete voi. Perché da quello che siete e quindi che fate, tanti altri riceveranno questo amore. Un fuoco per accendere tanti altri fuochi che si moltiplicano sempre di più, per incendiare il mondo con questo amore. E io vi ringrazio per avermi ascoltato e per essere qua, perché sono i vostri cuori ad aver nutrito il mio stasera. Perché quando parlo e vi guardo, immagino sempre come mai ci siamo incontrati, proprio qua, proprio in questo momento delle nostre storie, e quanta bellezza da questi momenti possono nascere. Siate con coraggio questo amore. Coraggio significa cor agere, agire con il cuore. Quel cuore fatelo bruciare di amore, e veramente la nostra politica, il nostro essere in questa società potrà tornare ad essere fatto di amore. Grazie. Grazie Lorenzo. Buonasera. Allora, intanto vorrei che lei esplicitasse un po' di più cos'è l'opera in rosso. E secondo, non è che il potere oscuro sta qua a guardare, il potere oscuro reagisce. Di conseguenza, come ci si può difendere? Ti chiami? Alberto. Alberto. Grazie Alberto. Allora, l'opera in rosso è la più complessa. Perché? Perché fondamentalmente l'amore è un qualcosa che noi appunto poco mettiamo in pratica a livello esteso, no? Amiamo il nostro partner, amiamo i figli, i parenti, gli animali, tutto quello che vi può parere, però difficilmente siamo abituati a espandere questo amore in tutta la società, no? Anzi, ci viene detto che molto spesso è bene stare attenti. Diffidiamo, no? Gli uni dagli altri. L'opera a rosso, alchimicamente parlando, è quella in cui noi siamo costretti a risalire in maniera più forte, veloce e anche radicale la nostra vita, la nostra essenza. Potremmo dire che è il momento in cui noi, userò un termine forte, incarniamo la parte più divina di noi, la facciamo diventare propria, vera, viva nel nostro corpo. E in questa trasformazione noi assumiamo una radicalità e una soggettività che prima non avevamo. È come ad esempio quando noi ci rendiamo conto di avere una missione, o di un compito, una vocazione. Io la mia di insegnante la ritengo una vocazione, e acquisendo questa consapevolezza diciamo: io voglio essere questo. Io voglio fare il professore non perché mi piace averci il titoletto. Io peraltro ho un corso di studi completamente eretico rispetto al 99% dei miei colleghi in Italia, ma perché so che attraverso quello che faccio posso aiutare a migliorare il mondo. Posso fare del bene a quegli studenti, la maggior parte dei quali vengono da me che non hanno idea di chi sono. La mia prima lezione di filosofia è un foglio bianco con su scritto che cos'è per te l'amore e che cos'è per te la felicità. Alla fine del corso la maggior parte degli studenti ancora non ha saputo rispondere. E questi ti guardano e mi fa: professore, ma che c'entra con la politica? E te intanto rispondi, vai, che proprio tu, finché non si capisce quello, la politica poi la trattiamo dopo. Ovviamente lezione la facciamo, no? Ma cos'è l'opera al rosso? È quella in cui noi espandiamo chi noi siamo
verso gli altri, trasformando e creando la nostra realtà. Perché poche persone spesso fanno la differenza nella storia? Non sono soltanto le belle parole, non sono nel bene e nel male, non sono soltanto le risorse, perché ci sono anche quelle, non sono soltanto i linguaggi, le estetiche che si portano dietro, ma le idee in cui credono. Come mai un Gesù Cristo tra poco si festeggia dopo 2022 anni? Come mai non lo so, prendiamo, senza scomodare il Padre Eterno, prendiamo qualcosa di più semplice. Come mai non so, un autore, un cantante, no? Che tanto ci piace, ancora oggi lo festeggiamo e lo celebriamo? Perché ha lasciato qualcosa, ha donato qualcosa. E questo dono è implicitamente, appunto, è come un seme che poi, a seconda di dove cade, può crescere e portare frutto. Il potere oscuro agisce allo stesso modo, ma dall'altra parte della medaglia. Dividiamo a metà due emisferi e ribaltiamo in negativo. Questo prima vi dicevo, che chi fa il male, chi opprime popoli, chi programma, io insegno una materia che si chiama cratesiologia, scienze del potere, della manipolazione e della propaganda, una materia pericolosissima. Sapete dove altro la insegnano? Nelle scuole di intelligence. Per insegnare a chi opera a certi livelli a controllare le persone. Io insegno invece a disinnescare i sistemi di controllo, in lungo e largo. È la conoscenza. Pensa come può cambiare la vita di una persona se sai come si cura o non si cura una malattia, o meglio, come funziona una malattia, che cos'è una malattia e che come funziona il corpo. Puoi mettere nel suo corpo qualcosa che lo fa guarire o qualcosa che lo fa ammalare. È conoscenza. Sapere che la mano si muove così non è né bene né male, è piuttosto neutrale come cosa, no? Ma sapere come io posso utilizzare questa mano per tenderla, aiutare, dare una carezza o tirare un pugno, questo fa molto la differenza. E il male non sta a guardare. Meno male che non sta a guardare, sai che noia, saremo tutti quanti fermi a guardarci negli occhi. Il male sta a fare esattamente ciò che deve fare, cioè costringerci a manifestare il bene, costringerci a fare la nostra parte, costringerci, potremmo dire, a sconfiggerlo. Ma per uscire dalla dialettica del conflitto, della bellicosità, tutto quello a cui noi smettiamo di andare contro cambia in bene. Mi ricordo con gli studenti, gli dissi, in questi 2 anni nacque il gruppo studenti contro il Green Pass. E mi guardai e gli dissi, gioie del mio cuore, perché contro il Green Pass? Cioè, Dio ne guardi, va benissimo, però perché contro? Poteva essere contro le seggiole rosse, perché contro? Perché date energia a quello che volete sconfiggere? Cioè vi sfido a spegnere il fuoco con il fuoco, buttateci l'alcol. Vi riesce? Se vi riesce ditemelo che vengo a prendere il vostro alcol. A me no. Una volta mi ho preso fuoco un braccio da bambino perché cercavo di spegnere il fuoco con l'alcol. Si spenge con l'acqua. Come si disinnescano certi sistemi di potere? Smettendo di nutrirli. Smettendo di dargli energia. E mentre vengono tramate, chiaro, questo ha dei sistemi, delle strutturazioni capillari molto ampie, molto grandi, molto specifiche e molto forti. Se ne potrebbe parlare in lungo e largo. Ma se noi, torniamo alla parte più di principio, no? Togliamo la spina a quella cosa lì, questa si spegne prima o dopo. Il problema è che noi siamo comodamente seduti tra le nostre catene e ci piace fare le chiacchiere da bar, non voglio essere offensivo nei confronti di nessuno, ma mi piace punzecchiare, no? Perché quando ci troviamo fra di noi e ci diciamo mi fa schifo il governo, mi fa schifo la pandemia, mi fa schifo la guerra, è bellissimo fra di noi. Ce le diciamo e ce le cantiamo, ma
Poi che facciamo? Se io allora informo, cambio le mie azioni, in conseguenza di quello, lì sto cambiando il mondo e sto facendo del bene. Se no, io continuo a dare esattamente lo stesso, cioè, raccontarci di andare, mi fa schifo il governo, e poi vado a osannare il politico di turno. Si resta lì. Si resta lì. Però noi siamo abituati a farlo e disinnescare questi meccanismi. È difficile, per questo noi, vi siete domandati come mai noi non ci basta una sola conferenza per cambiare la nostra vita e farne un capolavoro? Porca miseria, 13 anni, Francesca, cioè 13 anni, povere persone, gente che ti ascolta da 13, perché? Non siamo tutti scemi, no? Immagino che ci capiamo. Qualcuno un po' più, qualcuno un po' meno. Io sono il primo che ogni tanto mi riascolto le conferenze, non mie, io odio riascoltarmi. Perché noi siamo esseri abitudinari. Costruiamo e stratifichiamo nel conscio e nell'inconscio degli schemi, delle strutture che sono pesantissimi. Noi appesantiamo la materia di cui siamo fatti, invece di volare belli leggeri. Se no ci basterebbe una conferenza e il giorno dopo, wow, cambiata la rivoluzione. E chi sta, no? Il potere oscuro che agisce e come si agisce, e lo fa anche adesso, lo sa molto bene, ma sa anche bene che ha molto paura. Perché senza di noi, senza le vacche, scusate, che si devono mungere, il latte non ce l'hanno. Che succede in Matrix? No? Torniamo alla cinematografia, che ha una capacità predittiva pazzesca. Ci lanciano tante di quelle informazioni, di quelle spoiler che sono wow. Tenetevi pronti, sono 40 anni di cinema che si parla di alieni, che si parla di apocalissi, che si parla tutte una dopo l'altra. Che succede? Che quando esce fuori Neo, il nuovo, l'iniziato, dalla Matrix, non vedo l'ora di tornarci dentro. C'è una scena bellissima nel primo film dove lui si trova con uno dei personaggi, non mi ricordo come si chiama, passano davanti in macchina, davanti a una vetrina. E lui dice, ma io conosco quel ristorante, ci andavo sempre a mangiare. Mi ricordo, è buonissimo, ho ancora il sapore in bocca di quella bistecca che mangiavo. E questo suo amico gli dice, è vero, è buonissima quella bistecca, meravigliosa. Come la fanno in quel ristorante non la facevano da nessun'altra parte, me la ricordo anch'io. Ma è proprio questa la differenza. Scegli. Vuoi credere a quella bistecca che è buona e succulenta e saporita, o renderti conto che è un'illusione, che è falsa, che nel racconto di Matrix sono 0 e 1 messi a fianco, a cascata. Lì sta una grande differenza. Quanto noi di questa realtà accettiamo che possa essere illusoria e quanto no? Perché i sistemi di potere sono molto illusori, molto illusori. Sono dei giganteschi ologrammi. Dei giganteschi ologrammi. Ci avete mai fatto caso che, questo per farvi capire alcuni aspetti, no? Il diritto, la legge. Io ho insegnato anche filosofia del diritto e mi hanno chiesto di non farlo l'anno successivo perché gli studenti non volevano più studiare diritto. Questa neanche la mia ragazza lo sapeva, poverina, poi domani te lo racconto. Che successe? Sapete come cosa fanno i giudici, gli avvocati, no? Si vestono con degli abiti e vanno a inscenare il processo. Si dice inscenare il processo. Ora io sono su un palco, in vita mia ho fatto 7 anni di teatro, mi metto qui e vi racconto Molière, che altro mi viene in mente? Pirandello recitato, e insceniamo un'operetta teatrale. Metto dei vestiti di scena, delle parrucche, mi trucco ed è tutto finto. È tutto finto! 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 Non è vero! Però il teatro è così bello
così catartico, che ci coinvolge, ci appassiona come il cinema. Non a caso, un secolo fa capirono che era l'arma di propaganda più potente. È finto, completamente falso. Si travestono e vanno a raccontarsi fregnacce fra di loro. L'avete vista la diretta della Corte Costituzionale qualche giorno fa? C'era la presidenta che stava con questo sorriso così, tranquilla. È finto, è tutto finto. Poi potremmo parlare in lungo e largo del diritto, come nasce, dove nasce, come non nasce, quali diritti valgono veramente e quali no, quali leggi danno vita a altre leggi e quali no, chi le ha stabilite, eccetera, eccetera. Ma noi basiamo veramente, perché non ce ne rendiamo conto, non abbiamo consapevolezza, chi decide sulle nostre teste cosa fare, dal mettere la cintura fino al avere una libertà oppure no, con una finzione, con una barzelletta. Gli effetti sono veri. Chi è che fa sì che siano veri? Pensa una cosa. Era anche questa una vignettina che sui social si trovava tanto, no? C'è un cartello che dice vietato fumare. E sotto c'è una persona che fuma. Passa il passante e gli dice: scusa, guarda, c'è scritto non fumare, via la sigaretta. Boh. C'è un cartello con su scritto non fumare, ci sono due persone che fumano. Passa il passante e gli dice: per piacere, guarda, c'è scritto non fumare, via, basta. C'è un cartello con su scritto non fumare, ci sono 100 persone che fumano. La persona passa e rimuove il cartello. La legge cade in disuso. Sapete su cosa si fondano le leggi? Questa è la lezione di diritto di prima media, sugli usi e le consuetudini, sul vulnus giuridico. Anche i sistemi di potere si basano su consuetudini. Perché prima vi dicevo ci siamo abituati a delegare? Gli effetti sono veri, chi gli dà quella realtà? Se il giorno dopo, mi vennero a trovare i poliziotti dopo 3 giorni di inizio lockdown, perché avevo pubblicato un video su YouTube, dove, poi rimosso ovviamente, dove facevo vedere com'era tutta una presa per i fondelli, no? A partire anche da un'analisi seria su cui poi ho fatto una pubblicazione accademica sul linguaggio utilizzato dalla loro Presidente del Consiglio, professore di diritto, non a caso, durante il suo meraviglioso annuncio sovrano, il suo decreto onnipotente. Se il giorno dopo non avessimo avuto, cioè nessuno di noi si fosse fregato minimamente di quello che fosse stato detto, noi non saremmo qui stamani. Pensate se non ci fosse stata la televisione, no? È bellissimo perché in passato la televisione è la gioia di tutti i sistemi di potere, perché permette di far arrivare un'informazione velocemente a tutti. Cioè, pensate nel Medioevo quando moriva un papa c'erano posti che lo sapevano dopo 15 anni. Cioè, gliene fregava niente. Cioè, che facevi? Cioè, il piccione viaggiatore o il tizio a cavallo che ti portava la bolla. Con i mezzi di comunicazione di massa noi abbiamo semplificato tutto questo. Tu hai reso in automatico, è una domotica della politica, si dice, in neuropolitica, hai reso domotico un sistema, i meccanismi del potere. Siamo noi che nutriamo quello che scegliamo di nutrire. Perché infatti è importante acquisire consapevolezza della nostra essenza politica? Cioè, qual è il bene comune di cui mi voglio prendere cura? Come me ne prendo cura? Che cos'è bene per me? Quello che mi dice il sovrano? O quello che sento nel mio cuore? O quello che decido nella comunità? E questa è una bella differenza. Perché se domani il sovrano mi dice che il bene è ammazzare il mio vicino di casa, che faccio? Perché guardate, nella storia è successo, e risuccede. E risuccede con le stesse identiche cose. Io purtroppo mi occupo anche di geopolitica, no? E mi ricordo con un collega di una illustre università inglese, Oxford, non si può dire, mi disse: ma d'altronde insomma abbiamo sconfitto il nazismo? No, abbiamo sconfitto, scusa, il filosofo politico, non
l'ideologia politica chiamata nazismo, ha sconfitto un governo nazista. Poi è arrivato qualcuno da oltreoceano, l'ha preso e l'ha esportato e l'ha trasformato. Tant'è che negli anni 60, 50 e 60, nasce negli Stati Uniti d'America le scienze della comunicazione, scuola di Palo Alto, Stanford University, tutta completamente fondata su letteratura scientifica nazista. Se te leggi i testi di Václavic, Bateson, i primi grandi padri della comunicazione, si fondavano tutti sulle ricerche di Goebbels. Però ovviamente non si poteva dire perché erano i cattivi sconfitti pochi anni prima andando a colonizzare un paese piantandoci 118 basi nucleari. Quello che noi scegliamo di nutrire è ciò che cresce. Vedete, perché prima vi ho fatto fare quell'esercizio, no? Di smetterla di odiare quelli che ci fanno queste cose, perché sennò continuiamo a nutrirli anche inconsciamente. Che se io passo le giornate a dire quanto mi fa schifo il governo, il politico o il vicino di casa, tranquilli che io continuo a dargli tutta l'energia, gli faccio un favore enorme, enorme. Poi potremmo parlare di fisica quantistica, ma enorme. Io sto alimentando un sistema. Bisogna staccare la spina, a costo anche di non essere compresi. Il sacrificio, potremmo dire, no cristico dell'eroe che scende nella caverna è anche quello di rischiare di morire. Ma chi ha un orticello sa che se il seme non muore, come diceva Gesù, non porta frutto. Non porta frutto. E noi tante volte i nostri frutti non li vediamo. I frutti tante volte noi non li vediamo. I frutti non sono i numeri di persone, i frutti non sono i successi, non sempre. I frutti non sono il politico che ci piace a noi che viene eletto. I frutti li vediamo nelle nostre vite. Vediamo in quelli che sappiamo che domani fanno una scelta coraggiosa, sapendo che magari hanno ascoltato una nostra parola, un nostro consiglio. E magari da lì si salvano altre vite, si cambiano altre vite e si trasforma questo mondo. Un'altra domanda, dai. Allora, volevo dirti, io non sono molto esperta, quindi abbiamo uno di esperto, però succede che a volte per spegnere un incendio si appicca un incendio, vero? Fai il contro... È per quello che dicevi tu. E poi quando si parla di amore alle persone viene sempre in mente, sai, tutte quelle cose sdolcinate, cuoricini, eccetera. Quindi se ci fai un piccolo excursus, noi abbiamo solo una parola, in greco ce ne sono tre, fra agape, filia e eros, se dai una panoramica, grazie. Prima di agape, filia ed eros, rispettivamente l'amore amicale, la filia l'amore della conoscenza e l'eros l'amore erotico, i greci hanno avuto un lungo periodo in cui non riuscivano a pensare ad altro che all'amore come praticamente un aspetto, una cosa potremmo dire un po' guerrigliera, bellicosa. L'amore era tanto radicale, chi legge classici greci in greco se ne rende conto, perché traduzioni italiane purtroppo un po' tradiscono, erano drammaticamente pesanti. Mamma mia, questi devono sempre fare la guerra pure per fare l'amore. L'amore doveva avere una radicalità tale perché? Perché era la sconfitta della morte. E cos'è che poteva sconfiggere la cosa più forte che c'è nella vita? Una vita altrettanto forte, altrettanto capace di compensare quella morte. E quindi l'amore è severo, potremmo dire, no? Drammaticamente drastico, perché non ti mette di fronte a un out-out in tanti momenti. Chi è genitore lo sa, no? I figli si educano anche con i no, non soltanto con i sì. E penso che noi stessi abbiamo imparato anche a dirci dei no, se no non saremmo qua. Perché di fronte a scelte radicali abbiamo detto no. No, no prima di tutto dentro noi stessi, poi anche a quelli che stavano fuori. Allora i greci poi si strutturarono l'amore con queste tre parole, no? L'agapè, agape in latino, è quello che poi diviene la carità, l'amore anche divino, no? Nella tradizione poi cristiana. Ed è quell'amore che nasce fra di noi, fra lo stare insieme, quel circolo.
è quella essenza della nostra relazionalità che si alimenta stando insieme e conoscendoci. Detto in maniera molto semplice. Nel simposio Platone parla dell'amore, di questo amore, come l'amore che dà vita alla società e che alimenta le società perfette. Diceva addirittura Platone, il vero sovrano è quello che nasce dall'amore dei cittadini della polis, della città. Altrimenti non è sovrano. Perché? Perché il sovrano, in greco, non era colui che stava al di sopra e comandava, era colui che era innalzato dal basso verso l'alto. Non era il monarca machiavelliano che sceglieva di fare quello che gli pareva. Deve nascere da quell'amore di quel popolo. L'eros è l'amore erotico, è l'amore sessuale e sensuale, dei sensi e del piacere, no? Ed è quell'amore che è l'aspetto più potente a livello creativo nell'essere umano. È quello che coinvolge completamente la nostra essenza, la nostra capacità divina di dare la vita. Pensate che i greci, Aristotele soprattutto, si facevano un sacco di pippe mentali sul piacere e sulle sensazioni. E distinguevano in due, i pazzè e la iestesis. Il pazzè era la sensazione, il piacere dato dal toccare le cose. Potremmo dire il piacere fisico anche, no? Il piacere della sessualità. Quello che deriva, per chi si occupa di neuroscienze, no? Dall'impressione che abbiamo attraverso sensi, corteccia, bla bla bla. Quello anche misurabile scientificamente, con un processo negativo, non positivo, ma che si può misurare. La estesis invece era il piacere che nasceva dalla contemplazione. Quando io guardo una persona che amo, io sto ricevendo un effetto sui miei sensi, i miei occhi guardano, il mio naso odora il suo profumo, le mie orecchie odono la sua voce magari. E ciò che avviene non è un impatto tangibile, ed è qualcosa che anche va oltre la percezione del sistema cerebrale attraverso cui interpretiamo quello che stiamo vedendo, che sono i sensi. È un tipo di piacere che noi possiamo osservare anche in terza persona, che possiamo guardare davanti a noi e dire: io sto provando piacere, sto amando quella persona, vedo quella persona. E poi c'era la filia, appunto, l'amore sapienziale per la conoscenza, anche quell'amore più propriamente divino, dicevano i greci, tanto che gli dei, quelli alti dell'Olimpo, erano tutti dei che meritavano la filia. Sai, loro ce l'avevano un sacco con gli dei, no? Erano un po' disgraziati, un po' divertenti, perché ognuno rappresentava in maniera precisa le caratteristiche umane e le portava alla sua massima espressione. Nella mitologia ognuno di essi compiva il percorso che lo portava a realizzare totalmente quella caratteristica che gli era affidata, attraverso l'esperienza del bene e l'esperienza del male. Ed è quell'amore che compendia gli altri due, perché è quello animico, quello interiore, ed è quello anche che permette di elevare i due precedenti. Perché la sessualità può essere un mero atto ginnico o può essere un atto creativo. Perché guardare un'opera d'arte può essere un'esperienza di estasi catartica o può essere semplicemente un passatempo sulle riviste, anzi sui telefoni. E questo amore noi spesso ne facciamo esperienza ma non ci rendiamo conto di che tipo di amore è, no? Quando mai ci domandiamo che tipo di amore sto provando per l'altro? Che cosa faccio, no? Il modo in cui amo un gattino, in cui amo il mio partner o in cui amo il mio piatto preferito non è lo stesso amore. Sono gradi diversi che si manifestano di un unico amore,
che per comodità gli abbiamo fatto assumere dei nomi diversi. E quando si parla dell'amore politico, sempre Platone, che l'abbiamo scomodato un sacco, gli fischieranno le orecchie, Platone diceva, vedete, l'amore più grande che si può realizzare in un mondo perfetto, in una città che lui chiamava Angelica, la chiamava Angelopolis. Vedete che vuol dire angelos in greco? Messaggero, buffo. Doveva realizzare la città perfetta per far sì che le persone che stavano in quella città andassero a annunciarla a qualcun altro, non potevano starsene buone neanche in quel momento. Tanta fatica per arrivare a fare la città perfetta e poi dovevano lavorare. Perché non si può ottenere per sé quella bellezza, quella ricchezza quando le si scoprono. E quell'amore era quello che dava vita alla società perfetta. Un amore dove l'uomo, l'essere umano, era capace di stare insieme agli altri. Dove l'altro, quando si fa specchio di te e ti mostra tutte quelle cose che non ti piacciono, i difetti, quanto ti sta antipatico, sta manifestando qualcosa che in realtà sei anche te e che tu vedi in lui, e che quindi ti sta offrendo l'opportunità più bella del mondo per migliorare e trasformarti. Ma noi non ci siamo abituati a vederlo così. Tant'è che la prima cosa che facciamo è il giudizio, no? Sei bello, sei brutto, sei bravo, sei cattivo, sei bianco, sei nero, eccetera, eccetera. E continuava sempre nel simposio Platone, deve diventare un amore capace di generare vita, erotikos. Se non genera vita questo amore, e che se fa? La città muore. Cioè se una comunità non produce un amore che genera, che accende anche altri, poi rimane sterile, muore. E sono tanti anche gruppi, negli anni, ne ho conosciuti diversi, che con tutte le buone intenzioni, ma non c'era amore. Quindi tutte le massime scienze, le massime conoscenze, ma poi si sono spenti piano piano perché? Perché non c'era amore. Perché si andava alle conferenze soltanto per fare le conferenze, perché si andava agli incontri solo per assolvere a una sorta di precetto autoimposto, e quindi poi piano piano, se non ci si crede nelle cose, lasciamo perdere, perché sennò si butta via un sacco di tempo. E infine, dice Platone, questo amore deve diventare la filia. È buffo, perché noi abbiamo il termine filo, no? Che deriva proprio da philos in greco. Allora mia nonna sarta una volta mi disse una cosa. Così, stava cucendo, prese un filino e mi disse: ah, sono 70 anni che cucio e ogni volta che prendo questo filo penso a quanto amore devo mettere fra tutti gli uomini. Mi disse: porca miseria, complimenti. Io avrei pensato a non infilarmelo nel dito. Che bella lezione che mi diede. Il filo che ci unisce è un filo di amore. E anche nel nostro linguaggio, la nostra lingua italiana. Usiamo i fili, ormai si fa tutto wireless, senza fili, no? Ma prima c'era il filo del telefono che ti faceva chiamare l'uno o l'altro. E questa filia, questo amore, è un qualcosa anche che ci connette molto più profondamente della linea internet. Quando noi riusciamo a inquadrare, secondo me, la dimensione dove noi anche in questo momento riusciamo a dare il nostro amore, a vivere il nostro amore nella società, ecco che lì lo stiamo già manifestando. E il bello è proprio questo, che l'amore è un qualcosa che noi, come dicevo prima, non riusciamo a definire. E quindi si manifesta spesso attraverso forme e linguaggi che noi non possiamo codificare. Io sono profondamente convinto che nella grande evoluzione che è in atto, noi scopriremo nuovi modi di amare, di amarci e di amare gli altri. Perché altrimenti ritorneremo sempre dove siamo. Invece il bello è anche che possiamo creare qualcosa di nuovo. E questa novità appartiene a noi, appartiene a voi. Una volta dopo una conferenza una signora che non conoscevo venne e mi abbracciò e mi disse: una conferenza noiosissima, non mi ricordo di cosa, e mi disse:
ah, che bello, ho percepito che avevi bisogno di un po' di amore. E dissi, porca miseria, io ero annoiatissimo dalla conferenza. Avevo dovuto fare questo intervento fastidioso, cioè proprio quando lo devi fare, no? Stavo lì dicendo, certo che noia, cioè se così bisogna cambiare il mondo. Quella venne e mi abbracciò e gli dissi, ma signora, come mai? E lei mi disse, la conferenza era noiosa, ma le persone che sono qui non sono noiose, sono persone meravigliose. Pensiamoci a quanto questa meraviglia che custodiamo, anche in quelle situazioni più noiose possiamo manifestarla. Perché noi abbiamo una ricchezza dentro di cui non abbiamo capacità di calcolo, perché non ce l'hanno insegnato, per cui ci sottovalutiamo molto, e così facendo ci perdiamo tanto di quello che possiamo donare agli altri. Madre Teresa diceva, no? Che la società si sarebbe cambiata a partire dalla propria famiglia, sorridendo alla mattina ai familiari. Quando uno una mattina si alza, la prima cosa che vorrebbe fare sarebbe tirare una ginocchiata nelle gengive al familiare che gli dice buongiorno. Quando ero piccolo mio padre, chissà se mi sta ascoltando, entrava la mattina 10 minuti prima della sveglia, spalancava la finestra, passava e toccava i piedi. Sono diventato una persona molto paziente. Dicevo, ma porca miseria, ma perché? Perché tutte le mattine deve passare 10 minuti prima della sveglia, gli ultimi 10 sacri minuti, e toccare i piedi, aprire la finestra, oh, aspetta 10 minuti che ti cambia, no? Allora, una volta glielo chiesi. E lui mi disse, ti amo perché sei mio figlio. E quello era il suo modo per dirmelo come prima cosa della mattina, prima di chiedermi se mi faceva il caffè e latte o il tè. Le volte passiamo attraverso linguaggi e modi che noi non ci rendiamo conto, perché siamo abituati a giudicare. Però magari tra 40 anni, quando mio padre non ci sarà più, a me quei piedini da toccare mancheranno. Custodiamola questa bellezza, perché saranno questi atti di amore fatti veramente col cuore che anche agli altri rimarranno. Eccomi qua. Mi sembra che si sia toccato solo il riferimento dell'amore verso il fuori. Non sarebbe opportuno pensare che la prima relazione d'amore sia in noi stessi, cioè dentro di noi? Come faccio io ad amare un altro se io non amo me stesso? Grazie. Grazie mille. Ti chiami? Grazie Massimo. Bisogna amare al massimo. È vero, il mito della caverna non è un racconto esteriore. Sapete come lo principia Platone? Dice un uomo scese in se stesso. Gesù, che abbiamo già scomolato 3-4 volte, disse ama il prossimo tuo come te stesso. Poi, insomma, abbiamo fatto in modo che fosse ama il prossimo tuo punto. Anche quando Sant'Agostino scrisse ama e fa ciò che vuoi, quasi nessuno legge la frase dopo, che riguarda proprio se stessi. L'amore per se stessi assolutamente è il più importante, perché se io non amo me stesso, io non posso, come tu stesso dicevi, amare al di fuori di me. E questo è un processo che appunto prima vi ho raccontato facendolo sembrare esterno, ma che è totalmente interno. Il modo in cui io cambio il mio punto di vista, il mio modo di amare, cambio al di fuori il mondo. Anche perché noi abbiamo una percezione un po' distorta di cos'è il dentro e cos'è il fuori. Se c'è un fuori rispetto al dentro. Proviamo a immaginarci l'universo come se fosse un gigantesco ologramma. Ok? Anche la società umana. Una proiezione di noi. Facciamo questo esercizio di fisica. Se noi immaginiamo tutto questo come una proiezione di noi,
e vediamo quel qualcosa che noi definiamo come brutto, cattivo, che non ci piace, che vogliamo cambiare, se noi vediamo tutto questo processo, se noi vediamo questa caverna, viene da dirci, cavolo, ho creato una caverna, ma sono proprio scemo. Cioè, schiocco le dita, la caverna non c'è più. Nella mia testa. Il fatto è che noi non conosciamo noi stessi. Tommaso d'Aquino diceva, si ama solo ciò che si conosce. Quanto è vero? Provate ad amare qualcuno che non conoscete. Facile dire, amo tutta l'umanità. Amo tutto il mondo, amo tutti gli esseri umani, no? Poi arriva l'imbecille che ti attraversa la strada, ti taglia e te gli fai una serie di gesti, di danza tribale, no? Che richiamano esattamente l'amore che provi per lui. Vero, eh? Questo succede sempre a tutti più o meno, no? Quando io cambio il mio modo di intendere tutta la realtà, allora cambia come? L'esercizio che vi ho fatto fare prima di nutrire i demoni serve anche per disinnescare questa illusione che noi abbiamo, che tutto quello che è fuori sia un qualcosa che non ci appartiene. Ma qui anche appunto no, la fisica, non voglio scomodare ambiti che non sono i miei, però ce lo insegna. Dal modo in cui io cambio il mio approccio con la realtà, con quella che noi chiamiamo realtà, questa si modifica. Provate a pensare, non scomodiamo la fisica, pensate interiormente. Chi vuole chiuda gli occhi. Fatevi un paio di respiri e provate a immaginare di essere seduti nella stanza di voi stessi. Provate a immaginare di essere in terza persona dentro di voi. Non è semplice. Immaginatevi proprio una sorta di stanza. Può essere in qualsiasi modo, non vi preoccupate. L'arredamento, se c'è o non c'è, non è essenziale. E lì ci siete voi. Create questa sorta di osservatore esterno. E provate anche a percepire, se voi cercate di guardarvi dall'interno, a che altezza del vostro corpo si colloca questa stanza. Nella testa, nel cuore, nel mignolino del piede. Cercate di percepire a che parte si trova, a che altezza del grattacielo del vostro corpo è situata. E ora aprite gli occhi. Questo semplice esercizio è una prima prova empirica del fatto che noi siamo capaci di immaginarci come proiezione di noi. Se io provo a cambiare quello che avviene in quella stanza, o provo ad esempio a infilare delle informazioni in quella stanza, comincio a cambiare il mio modo di vedermi, comincio a cambiare il mio modo di capirmi e di capire il mondo. Sapete perché si usano tanto le scienze della manipolazione? Mica perché ti fanno cambiare gli atteggiamenti esterni. Quelli sono una conseguenza del cambiamento interno che avviene in noi. La informazione è qualcosa che dà una forma. Ma che la dà la forma? Alla mela? No. La forma la dà la tua testa. La dà al nostro corpo interiore. E infatti il grande lavoro è proprio lì. La parte di risveglio, grande risveglio che si oppone al grande reset, passa all'interno di noi. E se non capiamo questa dimensione internale, quella esternale, è difficile riuscire a trasformare. Quando noi studiamo qualcosa, noi cambiamo il nostro modo di vedere la realtà. Pensate quando studiate un alfabeto o un'equazione matematica, no? Vi trovate di fronte a una lingua straniera con un alfabeto diverso che non riuscite a leggere. Sono segni. Quando poi riuscite a
tradurre, traslitterare quei segni, apprendete qualcosa di nuovo, ma quei segni erano lì prima e sono lì ancora, precisi identici. Cos'è cambiato? Il nostro modo di comprendere. Perché, no? Ci servono tante conferenze, formazioni. Mica perché rendono felici le seggiole su cui ci sediamo, perché fanno cambiare il nostro modo di essere, la nostra comprensione del mondo. È lì che avviene la vera liberazione. Le prime catene non sono quelle che abbiamo alle mani e ai piedi. Prima vi ho detto osservate a cosa riguardano, no? I piedi sono quelli che ci portano nel mondo, che ci fanno anche scegliere la direzione di dove andare. Se uno ha i piedi bloccati non si muove. Le mani sono quelle che ci permettono di toccare e trasformare la realtà e anche di toccare l'altro. Non avete mai visto un bambino che cerca di toccare un adulto coi piedi? Va con la manina. La mano ha un potere creativo enorme. Enorme. Se io cambio però la consapevolezza con cui faccio questo, ecco, il mondo cambia. È come se cambia. Perché infatti, no? Chi ha il potere oscuro sa bene queste cose. E come? Guardate che quello che stiamo vivendo è stregoneria politica. È stregoneria politica. Ho scritto un libro che uscirà tra qualche mese. Cioè, ci sono proprio dei rituali specifici su cui c'è un linguaggio occulto che è preciso, matematico quasi. Quello che abbiamo vissuto non erano DPCM, decreti, distanziamenti, misure a caso, numeri messi perché si svegliavano la mattina così. Era tutto molto studiato. Mi spiace per chi non ci crede, ma è facilmente dimostrabile. Era molto studiato. E noi è quella stregoneria che si deve rispondere. Funziona allo stesso modo. Vuoi rimanere la cavia? Resti la cavia. Vuoi uscire da quella trappola? Esci da quella trappola. E per fare questo bisogna conoscere se stessi. La filosofia, l'amore per il sapere, nasceva da, si scrive anche nei libri di storia, il motto del tempio di Apollo a Delfi, dove c'era scritto sullo stipite gnosis auton, in latino poi tradotto gnosce te ipsum, conosci te stesso. E Socrate diceva, o almeno Platone ha detto che Socrate diceva, che quella era la filosofia. Conosci te stesso. Quando comincerai a conoscere te stesso, allora il mondo diventerà un libro aperto. Perché più noi lavoriamo dentro, più tutto quello che chiamiamo fuori, se si trasforma. C'è il microfono? Sì. Senti? Aristocrazia e nobiltà. Ti chiami? Diego. Diego. Aristocrazia e nobiltà. Qui si fanno domandone importanti, qui si entra in argomenti. Allora, si può dire tanto sull'uno e sull'altro. Che cos'è partiamo dalla seconda, la nobiltà, no? Molto dibattuta questa cosa nel corso dei secoli. Nobile era colui che aveva una levatura morale che nasceva dalla sua capacità di preservare il bene della comunità, della società intera. E la nobiltà originariamente non era il titolo nobiliare, no? Ma era potremmo dire veramente, no? Sembra un po' banale, ma era la ricchezza, la nobiltà di cuore. Era quella capacità di avere a cuore il bene comune. I primi nobili romani, che i romani erano dei tipetti, ancora oggi, ma erano dei tipetti. Io sono andato a Roma, quindi purtroppo ho avuto a che fare con le famose buche. I nobili erano coloro che erano considerati importanti perché gestivano la cosa comune, pubblica, la res pubblica. Poi vabbè, hanno fatto un po' di casino, corruzioni, quelle cose lì, no? Però è interessante perché si chiamavano già ai tempi onorevoli, perché quello che facevano era un onore, non avevano lo stipendio.
no? Questa cosa invece non c'è rimasta, ma con lo stipendio. Bellissimo. Perché era considerato un disonore essere pagati per prendersi cura della cosa comune. Uguale, preciso. L'aristocrazia, che nasce poi nel corso dei secoli, che è un termine che in realtà ha anche delle cose belle, era il governo che veniva delegato, dato a coloro che appartenevano a quel ceto, a quel gruppo che doveva essere fatto di nobili. Ed è bello perché il termine aristocrazia nel corso dei secoli, soprattutto nell'Ottocento e nel Novecento, assume aspetti positivi e negativi. Diventa da una parte appannaggio dei, potremmo dire, dei cattivi della situazione, no? Che se ne approfittavano del popolino per farsi i fatti loro. Ma aristocrazia diventa anche il sinonimo di coloro che avevano invece a cuore la nobiltà e l'importanza del bene comune. Tanto che si parla di aristocrazia di sangue, aristocrazia di suolo, aristocrazia di ideali. Il fascismo, ad esempio, nei suoi padri fondatori, prima nei suoi primissimi teorici, nessuno dei quali praticamente fu vivo durante il periodo fascista, parlava proprio dell'aristocrazia di sangue e di suolo. Che cosa doveva essere? Il fatto che si recuperasse chi veramente aveva il diritto a governare, a partire dalla gente semplice, non perché fosse più brava, ma perché aveva a cuore molto meglio, rispetto invece ai aristocratici delle monarchie e delle caste di potere, quello che doveva essere il bene del popolo. E non a caso Mussolini fu un socialista e questo promosse, no? A partire soprattutto dal settore primario, dall'agricoltura, coerente con la sua teoria, con la sua dottrina iniziale. E è bello perché noi siamo in un certo senso aristocratici, perché ci portiamo dietro una nobiltà nel nostro cuore che non appartiene più a chi invece il potere ce l'ha. Per quanto si tratti di caste, di gruppi, di lobby e altre varie parole che utilizziamo, questi non hanno più quel cuore, no? È morto, è spento. Non hanno più quel cuore che invece appartiene a noi. Un famoso filosofo russo morto diversi anni fa, Aymanov, nelle sue numerose opere scrisse una cosa molto bella. Non la cito a memoria, vado a grosse linee. Torneranno, come diceva Platone, i governi aristocratici nel momento in cui l'uomo sarà di nuovo capace di mettere l'amore nella sua politica. Cioè nuovamente si tornerà a scegliere fra di noi coloro che avranno più a cuore il bene comune e lo sapranno fare meglio perché avranno più amore nel cuore e questo lo mostreranno. E questo creerà quella aristocrazia che però avrà un altro nome. Io sono profondamente convinto che noi vediamo la scrematura fra noi e tante altre persone, ma non è un qualcosa in sé per sé di negativo. Siamo in una fase, anche questo mese di dicembre, dove noi stiamo vedendo tante cose, no, che cambiano e abbiamo la possibilità di creare, innescare dei meccanismi belli, di cui poi vedremo frutti. Dall'inverno si vede poi in primavera, quando sgorgano i fiori, quando nascono i fiori. E in questa proiezione che noi abbiamo, in questo guardare avanti, no? Ricordiamoci sempre che la politica si fa sulle lunghe distanze, quello che succede oggi ha delle programmazioni lunghissime nel tempo, è un qualcosa che ci fa anche separare in tanti casi, no? Distinguere dagli altri. Allora mi vengono a mente le parole che invece usava un altro grande pensatore del Novecento, Rudolf Steiner, che peraltro fu maestro di Aymanov, quando diceva, parlando di politica, lui ha scritto su tanti libri che ha scritto, 120, 130, uno solo di politica, 1,5. 3, se consideriamo anche Filosofia della felicità, un testo politico. E Steiner diceva, vedete,
c'è inevitabilmente una fase di passaggio dove noi ci rendiamo conto di quello che veramente è la nostra missione e vocazione, anche politica, cioè il nostro stare nella società, e fa sì che noi ci raggruppiamo, ci mettiamo insieme, creando dei gruppi, e lui usava proprio in tedesco il termine aristocratici, per indicare esattamente quello, un governo di pochi che diventavano promotori di un qualcosa per molti. Perché se voi pensate che domani mattina tutti magicamente schiocchiamo le dita e siamo tutti allo stesso livello, auguri. Le transizioni non sono mai così. Se no qua ci sarebbero 60 milioni di italiani. 63 quanti siamo? Non ci sono. Siamo pochi. Ai pochi è dato tanto, perché quel tanto lo moltiplichino. Perché a chi tanto viene dato, tanto viene richiesto. Perché i monarchi, no, un tempo erano circondati dalle corti di consiglieri, che il monarca aveva una responsabilità enorme, era da solo a prendersi la colpa di tutto, fondamentalmente. Era facilissimo, almeno ammazzavi quello e poi era fatta, no? Oggi invece abbiamo parlamenti, così possiamo giocare a freccette con un sacco di persone diverse. Ma il monarca aveva anche un incarico diverso. Era quello di essere il traghettatore, il trascinatore, l'esempio, oggi potremmo dire il leader, to lead in inglese significa trascinare, di tanti altri che magari non avevano quella consapevolezza lì. Cosa fa un maestro a scuola? No? Dovrebbe educare. Educere significa latino tirar fuori, no? Da dentro il bambino quello che c'è. Io credo profondamente, ad esempio, nella dimensione educativa della politica. Per cui la persona che ha nel cuore, che comprende nel cuore qual è anche la ricchezza e l'importanza della sua conoscenza, e che quindi poi va da altri che magari non la vedono, non la comprendono o non sono allo stesso livello, ha una grande responsabilità. Diceva Spider-Man, no? Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ed è vero, perché non tutti siamo allo stesso piano e livello e non tutti lo comprendiamo. E meno male, c'è una varietà, una bellezza incredibile. E quando noi ci rendiamo conto che possiamo insegnare, dare qualcosa agli altri, quella è un'azione veramente nobile e ci richiama una grande responsabilità, perché solo uno era il monarca, solo uno era il re, e quella nobiltà solo a lui poi veniva chiesta indietro. Il cavaliere, nella dantesca memoria, era colui che aveva l'incarico di condurre una vita nobile nel cuore per fare che cosa? Per compiere il bene della società. Nel Convivio Dante e nel De Monarchia ne parla in lungo e largo del cavaliere. Ed è molto bello perché quando nel Convivio ne parla, alla fine, peraltro velatamente, riprende la stessa frase che usa alla conclusione della Divina Commedia. Dante arriva in questo meraviglioso processo alchemico che è la Divina Commedia e vede l'empirio di Dio, no? Arriva a contemplare Dio e la Divina Commedia finisce con lui che dice: ed io in ei mi riconobbi. Dante capì che era lui stesso, si specchiò in Dio. E il cavaliere, diceva Dante, proprio nel Convivio e nel De Monarchia, è colui che deve condurre il popolo col suo esempio a capire la sua grandezza. Infatti poi abbiamo messo i soldati al posto dei cavalieri, no? Che la nobiltà del cuore doveva essere sostituita dalla servitù delle armi. Bene. Amici, vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi questa sera. Ancora un grazie Lorenzo e un applauso.